Il fumo e l'odore acre hanno messo in allarme i residenti. Sul posto sono arrivati subito anche i tecnici dell'ARPAV che hanno prelevato dei campioni da varie zone di Viargine e di Mezzo. Poi i primi dati confortanti. Dei dati che ci sono arrivati da ARPAV questa mattina abbastanza tranquilla, nel senso che non si rileva la presenza di contaminanti oltre i limiti di preoccupazione. E questo è positivo visto che è stata campionata l'area circa 400-700 metri dal sito dell'incendio e quindi rassicurando un po' la popolazione, nonostante, come accade in questi casi, fino a quando non si ha l'esatta cognizione di quello che è accaduto, le indicazioni generiche sono di rimanere all'interno e di non sostare troppo in ambienti aperti. Il sindaco ha raggiunto il luogo dell'incendio già nella serata di ieri per valutare la situazione. Un'azienda che ripartirà quanto prima, ha confermato il titolare, ed il sindaco ne è sicuro. Sicuramente per la serietà che contraddistingue questa azienda ci sono tutte le possibilità e capacità perché possa riprendere l'attività il prima possibile. L'amministrazione sarà ovviamente a fianco dell'azienda. Siamo qui, certo. Residenti preoccupati quando hanno visto le fiamme sprigionarsi e divampare in pochissimo tempo, ed oggi nella via tutti hanno tenuto le finestre chiuse. Del fuoco all'orizzonte e poi mi sono messo alla finestra e si vedeva direttamente, diciamo. Era una cosa un po' preoccupante perché automaticamente era qui da vicino, non era lontano. Sappiamo che lavora con questi cose, questi diluenti, queste cose, un po' preoccupati automaticamente sì. Nelle prossime ore arriveranno gli esiti dei campionamenti effettuati dall'ARPAV durante l'intera giornata.